Lungo le strade degli esodi estivi la Guardia di Finanza ha vigilato sulla regolarità dei distributori di carburante e dell'applicazione delle accise e così tra Vicenza e Arzignano ha sequestrato 4 colonnine e pistole erogatrici di carburanti irregolari, multato un gestore che non aveva indicato i prezzi e denunciato un vicentino che aveva nascosto tra le balle di fieno 650 litri di gasolio che avrebbe dovuto usare solo per l'attività agricola. Intanto il prezzo della benzina continua a salire. 2 euro al litro, ovvero 200 piccole monete da un centesimo che servono per riempire la bottiglia, una bottiglia che per il 55% più della metà è composta di tasse e IVA, addirittura con l'IVA sulle accise, ovvero una tassa sulla tassa, considerata un'ingiustizia dalle associazioni dei contribuenti. Eppure, agendo sull'accisa regionale, i veneti potrebbero avere una riduzione immediata senza pesare troppo sulle casse dello Stato. Noi come veneti sì, possiamo imporci, chiedere al nostro Presidente Zaia che diminuisca le accise regionali abbassando un 20 centesimi, e lo può fare tranquillamente visto il momento straordinario. Inoltre il governo aveva promesso uno sgravio di 10 centesimi con la realizzazione del rigassificatore di Porto Tolle, ma anche qui non è accaduto nulla, per questo il governatore deve farsi sentire a Roma. Quei 10 centesimi che erano stati promessi dal governo perché è stato costituito il gassificatore al largo di Porto Tolle, quei 10 centesimi non sono mai arrivati. La Regione Veneto è stata la prima ad accettare un compromesso del genere con la parte statale. Altra proposta, quella di un disegno di legge che sta per essere presentato dalle associazioni di categoria alleate con i parlamentari locali. Una proposta di legge su un taglio netto della tassazione sui carburanti è spostata comunque nei beni di lusso, dove i beni di lusso si parla spesso che vengano tassati, mentre poi non si vede comunque questo cambio di rotta, di tendenza. Quanto ai gestori degli impianti, calo generale anche del 40%, come questo distributore lungo la tangenziale sud di Padova, automobilisti che non fanno più il pieno e dipendenti licenziati. Noi cerchiamo di spiegare ogni giorno a vari clienti il problema, che non è colpa nostra, perché noi con 4 centesimi lordi al litro non è che possiamo fare sconti altissimi. Resta da capire perché lo Stato non mantiene e forse non manterrà le promesse sul calo delle accise. Ecco una possibile risposta. Pensate che ogni centesimo di aumento di accisa corrisponde per lo Stato a un'entrata mensile di 20 milioni di euro.